Terza corsa, doppio chilometro per cavalli di 3 anni, no vincitori di 5.000 euro in carriera. Sono in 7 dietro le ali dell'Autostart, una prova in cui Golden Key e Giunone degli Dei sono preferiti in maniera netta agli avversari. Gilmore SM, terzo cavallo del campo, a 8 contro 1, poi gli altri tra il 18 e il 26. Macchina in movimento. Per questa terza corsa premio Edgar B, all'1 Gilmore ASM VP dell'Annunziata, 2 Guaiter Win, Andrea Farolfi, 3 Garibaldi Ricci, Carmine Piscoglio, 4 Giorgio dei Greppi, Manuel Pistone, 5 Golden Key Antonio Di Nardo, 6 Giunone degli Dei Alessandro Gocciadoro, 7 Ghibli dei Greppi Antonio Greppi. Macchina che inizia a prendere velocità una volta imboccata la retta opposta alle tribune. Si va con la velocità da parte di Giorgio dei Greppi, sbaglia Giunone degli Dei. Al comando Giorgio dei Greppi, con in seconda posizione Garibaldi Ricci, all'esterno Golden Key che gradualmente va a chiedere strada a Giorgio dei Greppi. Presumibilmente la otterrà quando siamo al completamento della prima piegata. Golden Key con tutta la calma necessaria va a sfilare al comando l'avversaria dichiarata è finita a tabellone e Golden Key si trova al comando. Seconda posizione per Giorgio dei Greppi, la terza per Garibaldi Ricci, poi Gilmore ASM, quindi Guaiter Win alla retroguardia, Ghibli dei Greppi 31,3 per i primi 400 metri di corsa, con il battistrada che prosegue a ritmo decisamente blando. Giorgio dei Greppi segue nella scia, poi Garibaldi Ricci muove all'esterno Gilmore SM su un paletto in 16,5 per la curva di destra. Va a fare la seconda pariglia Guaiter Win, alla retroguardia rimane Ghibli dei Greppi 1,4 per i primi 800 metri di corsa. Golden Key in vantaggio, Giorgio dei Greppi secondo in corda, all'esterno Gilmore ASM, poi Garibaldi Ricci con accanto Guaiter Win e alla retroguardia sempre Ghibli dei Greppi, chilometro in 1,20. Passaggio davanti alle tribune con lo schema di gara che rimane invariato. All'avanguardia Golden Key, all'esterno Gilmore ASM. Davanti alle tribune una frazione un po' più svelta. Si inizia ad accelerare in progressione, 1.35,2 i 1.200 di gara. Con il leader che prosegue in avanti, ora iniziano a cambiare marcia i due di testa. Gilmore SM prova a mettere un po' di pressione a Golden Key che accelera. Figlio di Royal Blessed risponde bene per il momento. Al largo sempre Gilmore SM, ha perso qualche battuta a Giorgio dei Greppi che precede Guaiter Win in calo e viene via Garibaldi Ricci. Il miglio sul piede l'1.17,5 ma con un paletto in 14,2 per la retta di là. Golden Key in vantaggio, Gilmore ASM che deve abbozzare, poi Garibaldi Ricci. Golden Key in nettissima evidenza. Golden Key nel finale stacca e viene a vincere in maniera agevole. Gilmore ASM è secondo, al terzo è Garibaldi Ricci. 29,5 ad arrivare, 1.16,9 ragguaglio cronometrico per il successo in percorso d'avanguardia di Golden Key. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo per i colori di Andrea Cogliani, vince il figlio di Royal Blessed in semplice percorso d'avanguardia, va a sfilare su Giorgio dei Greppi sulla rottura di Giunone degli Dei che ha sbagliato allo stacco, match che doveva essere non si è verificato in pista. Vince come vuole Golden Key, al secondo Gilmore SM, al terzo Garibaldi Ricci.